caso di referendum, anzi, quando faremo il referendum lo vinceremo, l'Unione Europea applicherà le sanzioni agli Stati Uniti come stanno facendo con la Crimea? È una domanda più semplice, no? Magari mettiamo 10 miliardi all'anno applicando le sanzioni. Allora, intanto non applicheranno nessuna sanzione, perché quello che stanno facendo gli Stati, che dicono di fare, di voler fare, gli Stati Uniti e l'Unione Europea rispetto al gigante della Russia come solletico. Quella è una potenza che ha materie prime, risorse, vitalità, energia e organizzazione, che queste cose qua si fanno sorridere. Peraltro non è che io sia d'accordo con quello che è avvenuto in Crimea per le modalità, e questo può sembrare paradossale, proprio la cosa che ho spiegato in televisione che sta andando in onda adesso su Antenna 3. La cosa paradossale è che lì hanno forzato le procedure, i metodi e i tempi del percorso che secondo il diritto internazionale teoricamente si poteva realizzare, ovvero voi sapete che la settimana scorsa il Parlamento ucraino ha dichiarato unilateralmente l'indipendenza della Crimea, ma l'ha dichiarato prima della consultazione popolare che è stata fatta domenica scorsa, il 16, e questa è una contraddizione, è stato un condizionamento. Poi l'altra cosa curiosa è che il giorno dopo, il 17, quindi lunedì, 2 giorni fa, dopo credo neanche un'ora dalla proclamazione dei dati e dei risultati ufficiali, la Russia aveva già riconosciuto la Crimea. Cioè, una cosa credo che neanche nello Stato Città del Vaticano, che è il primo Stato al mondo che ha riconosciuto la Slovenia, l'ha fatto dopo 3 giorni, e aveva un grande interesse a farlo. Quindi una cosa che è evidentemente un'accelerazione. Altro aspetto è che lì il problema non è in realtà facile da decifrare, perché hanno posto 2 quesiti che nessuno dei due aveva attenzione rispetto agli interessi del popolo della Crimea. Perché uno che diceva volete che aderiamo alla Russia, o l'altro diceva volete che aderiamo alla Crimea, all'Ucraina in forza della Costituzione del 92. Nessuno che ponesse il terzo quesito, che era quello più desiderabile secondo un principio di libertà e di democrazia: volete diventare indipendenti e sovrani e basta, e poi decidete strada facendo quello che si può fare. Questo sarebbe stato più corretto. Quindi prima delle procedure vi è prima la consultazione popolare, poi all'esito favorevole la dichiarazione unilaterale di indipendenza e poi evidentemente il riconoscimento degli altri stati. Tutto questo non è avvenuto perché là vi è una grossa pressione di interessi. In sostanza del popolo e del territorio della Crimea non gliene frega nessuno, se non per tutelare le proprie posizioni. Per la Russia perché la Crimea rappresenta lo sfogo verso il sud, e quindi la sua base navale storicamente più importante, non potevano perdere assolutamente quella realtà. Agli Stati Uniti perché attraverso l'Ucraina hanno allargato l'area di loro interesse, e alla Germania perché si tratta di mercati che erano più funzionali a quello che è il suo obiettivo interesse commerciale. Come vedete, nessuno di questi ha pensato o ha messo al primo posto l'interesse della popolazione. Queste sono tutte forzature che non fanno bene alla vicenda. Diciamo che, stando così le cose, ma è più una battuta che una considerazione seria, forse potremmo trovare più aiuto adesso da Putin per realizzare l'indipendenza del Veneto che dalle altre parti, ma non è una considerazione seria, in quanto l'indipendenza è una cosa che dobbiamo innanzitutto volere noi, dobbiamo realizzare noi. Se poi la Russia per ragioni di interesse fosse la prima a riconoscersi, di questo sarei felicissimo, ma non per questo vorrei essere privato di una parte rilevante della mia libertà. Altre domande, anche curiosità magari, che fine faranno le pensioni? Non vi preoccupano queste? No. Vediamo se Piero magari ci spiega le pensioni che fine faranno con un Veneto indipendente. Tutte perse.
lo dicevo anche stamattina, perché qua tra una cosa e l'altra siamo tutti in televisione naturalmente, e su Filo 7 Triventa, che c'è l'idea che ci sia un forziere in qualche posto in giro per l'Italia dove vanno a finire i nostri soldi ogni mese quando versiamo i contributi INPS. In effetti non è così. Oggi chi sta lavorando paga le pensioni a chi ha lavorato tempo fa e oggi è in pensione. Cosa succederà nel momento in cui fatto il referendum, vinto il referendum, fatta la dichiarazione unilaterale di indipendenza, si diventa indipendenti? Succederà che chi lavora in Veneto paga le pensioni ai veneti, con dei grandi vantaggi. Il primo è che si pagano le pensioni ai veneti, e pagando le pensioni ai veneti probabilmente restano anche molti più soldi, perché non ci sono le pensioni da pagare per altri popoli, tipo quello della Sicilia. L'INPS in Sicilia è in negativo da 10 anni. Quello del Veneto è uno dei pochi casi di regione con INPS in positivo. Poi è anche vero che nel momento in cui riusciamo, parliamo di soldi, lo so è brutto, però comunque dobbiamo essere anche realisti, i soldi oggi stanno, o meglio la Rigi sta riempiendo le sale, hanno acuito l'interesse rispetto all'indipendenza del Veneto. Voi sapete, o comunque mediamente si sa, che in Veneto c'è un residuo fiscale che vale 21 miliardi di euro. Cosa sono? Sono tasse che il Veneto paga e va a Roma inteso come istituzioni e non come Roma città, romani, laziali eccetera, quindi massimo rispetto per le persone, inteso come istituzioni. Torna una parte di quelle tasse che noi paghiamo, la parte che non torna si chiama residuo fiscale ed equivale a 21 miliardi di euro all'anno, più 8 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico. Ogni anno il Veneto perde, passatemi i termini, non è economico ma rende l'idea, perde 28-29 miliardi di euro ogni anno. Con quei soldi si può veramente fare tanto, ma veramente tanto. Si possono abbassare le tasse, il che non vuol dire abbassarle così, si tratta di metterci in concorrenza, si tratta di metterci sul mercato dei paesi che sono confinanti nostri. In Austria, 200-250 km da qua, la tassazione su una società è del 25%. E in Veneto, all'interno del sistema Italia, è del 68%. In Slovenia la tassazione è del 17% e l'anno prossimo andrà al 15%. È chiaro che non possiamo resistere sul mercato finché restiamo in questa situazione con una disparità di tassazione che non ha senso. Quindi potremo abbassare le tasse, potremo abbassare l'IVA, alzare le pensioni, dare quindi un po' più pensione, un po' più potere d'acquisto abbassando l'IVA, e quindi troveremo un pensionato che può anche vivere dignitosamente e sicuramente non con 480 euro al mese. Non è dignità. Ci sarà la possibilità di dare maggiori servizi, di investire. Stanno dismettendo le forze dell'ordine. Guardatevi il Corriere di oggi, risparmiamo sulle forze dell'ordine. Ma stiamo scherzando? In momenti di grande di flusso migratorio nei nostri confronti, dove purtroppo arrivano 99 persone fantastiche e un delinquente, noi pensiamo la guardia perché dobbiamo risparmiare. Ma se già un po' si fanno dare spesso la benzina, quando vanno a recuperare le auto, quelli dell'ACI si fanno dare la benzina ai carabinieri. Ma stiamo scherzando? Io sono entrato nell'ufficio della Guardia di Finanza a Cittadella, erano in 15 dentro una stanzetta che era un terzo di questa. In 15, perché voglia puoi avere di lavorare per uno Stato, per una nazione, se sei, cioè chiedi se possiamo noi stampare a colori, perché avevamo evidenziato con del giallo, stampare a colori perché noi non possiamo farlo. Forza dell'ordine.
polizia postale 15 giorni fa. E abbiamo preparato i fascicoletti perché loro non avevano a poter stampare a colore. Quindi ci sarà veramente la possibilità di fare tanto e ci sarà la possibilità di riavviare anche il volano lavoro, perché nel momento in cui io chiudo quel cuneo fiscale che c'è tra quello che prende un collaboratore e quello che paga un'azienda, rendo più competitiva l'azienda perché paga meno e rendo più competitivo, passatemi il termine, il collaboratore che magari si trova 500 euro in più. Fatti i conti, partendo da 1200 euro ci si trova con 500 euro in più in busta paga al mese, che non sono pochi, e ci mettiamo più competitivi sul mercato del lavoro. Meno tassazione, più competitività, più visione futura, perché l'Electrolux non sta andando via perché costa troppo produrre in Italia, anche, ma la motivazione principale è che non può programmare nel sistema Italia. Non so, un anno fa era uscita una notizia sempre sul Corriere di un bond, mi sembra, comunque un titolo della Daimler a 3 anni, quindi scadenza 2015, e verrà saldato nella moneta corrente alla scadenza in Italia, dando per scontato che l'Italia nel 2015 non sarà più nell'euro. Come può un'azienda investire qua? È ovvio, non può farlo, non può programmare, non ha visione, è coperta dalla burocrazia, caso RAN, 11 anni per aprire uno stabilimento, 11 mesi negli Stati Uniti. Con il governatore degli Stati Uniti lo chiamano tutto bene, è l'approccio che è completamente diverso. Se noi riusciamo a cambiare questo, avremo un sacco di aziende venete che tornano a casa perché non vedono l'ora di tornare a casa, e un sacco di aziende estere dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia che verranno a aprire l'azienda in Veneto. Grazie. Devo fare la famiglia domanda. Dai, su. Qualche perplessità? Ragazzi. No, stai. Buonasera. Buonasera. Se succedesse tutta l'indipendenza, Allora, vedremo subito. Quando succederà presto? quando succederà? Grazie. Scusate, con che moneta pensate di esordire e quale sarà la valuta e quale sarà tutto il sistema senza Questo cosa vuol dire? Io posso darti un mio parere personale, ma domani sarà il popolo con un'assemblea costituente a decidere cosa vorrà fare del Veneto, e quindi anche banche, moneta, piuttosto che moneta sovrana, piuttosto che moneta Fiat Lux, tutto quello che vuoi. Io quello che penso è che sarebbe eccezionale riuscire a adattare, non copiare, perché loro hanno un'altra mentalità, adattare il modello svizzero al Veneto, portando la maggior parte del controllo anche delle risorse nei comuni, che stanno facendo i salti mortali oggi. Oggi i comuni, i sindaci stanno facendo i salti mortali. Poi arriva Gesù sulle acque, no, Gesù Matteo, e dice avete una scuola con quella niente patto di stabilità, di grazia. Cioè, ma chi gira questo? È follia. E da quello quindi portare la maggior parte delle risorse anche economiche sul territorio con enormi vantaggi. Provate a pensare, mi arrivano dei soldi da parte come ritorni da Roma eccetera, e non so di chi sono, non hanno una faccia, sono pochi e non hanno una faccia, e anonimi. Ma se io invece devo gestire grandi risorse e hanno la faccia dei miei cittadini, io ho già una responsabilità diversa, con un gesto che tutto sommato non è di chissà quale rivoluzione. La filiera tra chi vota e chi è votato è corta,
c'è un rapporto, c'è una responsabilità diversa. E già questo sarebbe un cambiamento talmente forte che già con questa cosa, ad esempio, a cosa servirebbero i partiti? Ci stanno insegnando i comuni liste civiche, facce e persone, che poi uno sia di ispirazione cattolica piuttosto che di sinistra, eccetera, ma quello poi sono le persone, non servono neanche più i partiti, e già questa è un'altra rivoluzione. Sulla moneta personale, perché poi sarà veramente il popolo a decidere, non è detto che l'euro sia l'unica moneta valida per tutto il resto della nostra vita, nonostante gli sforzi. E già qua, ricordate il discorso mio iniziale, fatevi delle domande quando qualcosa non è limpido. Ci ho fatto una testa grande così con l'euro. Chi di voi sa quanto ha perso l'euro, fonti europee non italiane, quindi niente Istat, 2002-2012? 58% del suo potere di acquisto. In 10 anni un 5,8% di inflazione. Quindi non è detto che l'euro non è tutta colpa dell'euro, perché altri stati, altre nazioni con l'euro non stanno male, ma vedo anche una Svizzera, un'Inghilterra che non sta proprio male neanche anche essendo fuori dall'euro. Quindi saremo poi noi a decidere cosa fare. Io personalmente sarei dell'idea di una moneta sovrana nostra. È la mia idea, poi sarà veramente il popolo a decidere. Le banche devono decidere, o fanno le aziende o fanno le banche. Se fanno le aziende devono guadagnare, ma falliscono. E non che siano garantite dallo Stato Monti 1, appena arrivato le banche non possono fallire perché sono garantite dallo Stato, che poi siamo noi. Se invece devi avere una funzione sociale la fai, quindi hai dei soldi, bene, li devi dare a chi ne ha bisogno. Servono, ci sono case, ci sono giovani coppie che hanno bisogno di mutui, con il minimo di garanzie, devi dare quei soldi, devi far girare l'economia, devi dare la possibilità alle aziende di svilupparsi, di crescere, ma anche solo di lavorare. Non apriamo il discorso usura bancaria perché è una cosa molto grande, ma se avete la possibilità fatevi fare una verifica gratuita. Sulla sanità? Sanità siamo già un punto di eccellenza in Veneto con risorse adeguate, penso che potremo crescere ancora tanto di più. Io metterei anche il discorso scuola. Chi volesse venire dall'Emilia Romagna o Paga. dalla Lombardia paga totalmente. Oppure si fa un accordo con l'Italia che l'Italia rifonde in tempi certi e precisi le cure fatte da un cittadino straniero in quel momento, come succede se vai in Austria o se vai in Germania a curarti allo stesso modo. Diventa molto semplice. Sarà una convenzione perché Sì. gli abitanti vengono. Partirà dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza tutta una serie di accordi e trattative con l'Italia, ferrovie, cioè 3 treni soppressi, ulteriori, perché già Giuseppe Ivan Sanse, tra Bassano e Venezia, risolvendo la rischio tra Bassano e Venezia con mezzo Castelfranco, Noale, eccetera, che è mostruoso. È mostruoso. C'è gente che veramente tutti i giorni va a Venezia per lavoro. Le ferrovie vanno rifatte. Qualche anno fa c'era stata una proposta da parte delle ferrovie austriache di acquistare tutte le ferrovie del nord-est. Ma se loro acquistano le ferrovie del nord-est, probabilmente qualcuno che prende dei soldi senza fare grandi lavori, non voglio fare il cattivo, non li prende più. C'è veramente da rifare tanto. Altra cosa, un post di oggi che ho fatto, se avete voglia seguitemi su Facebook, Piazzale Roma. Non può essere che la porta di una città come Venezia sia un marasma di garage alti 8 piani e di confusione. Abbiamo una parte di
Porto Marghera, proprio lì vicino, che basta fare tavola rasa, parcheggi a pagamento e navigazione gratuita. Che ci vuole? Arrivare tutti in piazzale Roma con quel disastro, che quello è l'impatto di Venezia. No, ce ne sono tante di cose da fare. Stavo per scuola. Cioè, io non posso pensare che una scuola, io sono terrorizzato, mia figlia l'anno prossimo va alla prima elementare. Spero di beccare l'insegnante che ha avuto la voglia di informarsi, perché poi non ci sono dei corsi, perché non sono neanche spinti gli insegnanti ad informarsi o ad aggiornarsi, perché è un po' come con le forze dell'ordine, quando non hai soddisfazione per fare quello che fai il minimo, purtroppo è così. Ma non posso pensare che un insegnante di scuola elementare non sappia cos'è la PNL con i bambini. Quando a Padova la psicologia non si studia la PNL, ad esempio, che esiste da 40 anni ed è studiata negli Stati Uniti da 30. E quindi c'è tanto da fare, tantissimo, ma ci saranno le risorse, le occasioni, perché con un cambiamento ci sono le occasioni per rifondare tante cose che oggi invece non si possono rifondare. Bene. Altre domande? L'ultima. Grazie. Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dei relatori e poi ho anche ascoltato le domande del pubblico che già prefigurava l'indipendenza del Veneto. Io invece sono molto scettico, perché se quei discorsi che ho ascoltato questa sera, bene o male, sono gli stessi che ho sentito anche 20 anni fa, all'inizio di Bossi, di Miglio, e in 20 anni con la Lega che ha amministrato e governato in Italia non si è riusciti neppure a partire su questo percorso, sono estremamente scettico sulla riuscita. Io sarei felice che quanto voi avete esposto stasera si realizzasse, perché a quanto tutti quanti hanno capito avremo una situazione sia come tasse che come disponibilità economica sicuramente migliore, e quindi chi non vorrebbe una situazione migliore? Siamo tutti d'accordo, ma sarebbe stato interessante che questa sera all'esposizione della teoria dei nostri relatori ci fosse stata una persona alla loro altezza, ovvero un giurista, una persona che non come credo la totalità dei presenti è inesperta nella materia, ignorante nella materia, che avesse potuto fare da contraddittore, cioè avesse potuto dire: secondo me quello che dice lei non è realizzabile per questi altri motivi. E avrei gradito un dibattito tra due esperti, uno dei nostri, per andare avanti con questa bella idea dell'indipendenza, dell'autodeterminazione e quant'altro, e uno che ci dicesse, secondo la sua esperienza, secondo la sua conoscenza delle leggi, cosa che noi non abbiamo, dove eventualmente voi avete fatto degli errori, avete minimizzato alcuni punti di questo percorso. Ripeto, sarei il primo ad essere felice se questo progetto potesse andare in porto, però sono anche molto scettico sulle riuscite, quindi vi faccio molti auguri, ma credo che sarà estremamente difficile. Grazie. Allora, la domanda è molto interessante e denota una grande sensibilità di apertura, un accostamento improprio e una conclusione che secondo me comunque
è adesiva, perché ha detto che saremmo tutti felici, quindi vuol dire che alla fine la sua emotività di giudizio lei condivide questa idea, non è contrario prioristicamente, ha una sfiducia politica e in questo senso fa l'accostamento con un'esperienza che è quella della Lega, rispettabile come tutte le esperienze, della quale io pensavo, senza peraltro approfondire, e in questo senso faccio ammenda, di aver dato almeno un tratteggio. Che cosa ci distingue da quella che è stata l'esperienza della Lega? Ci distingue innanzitutto un fatto, se vuole andiamo per slogan, anche se non mi piace molto, ma traduce facilmente il concetto. La Lega ebbe a dire Roma ladrona, che era una sintesi di un pensiero, era un'avversione, non era connotata solo di un giudizio spregiativo, era una sintesi politica, a volte è uno slogan, una sintesi politica. Però poi scelse di andare a competere, a sostenere, a difendere il suo progetto in un contesto nel quale non c'erano i presupposti per coltivarlo. L'esempio banale, la famosa storiella di 3 uomini in barca, uno rema e pensi che questo sia il Veneto e 2 spaparanzati si prendono il sole. A un certo punto quello che rema, sudato, stanco, non ce la fa più, dice ragazzi qua bisogna che qualcuno vi sostituisca, e gli altri dicono sì, hai ragione, votiamo, noi 2 abbiamo deciso che devi continuare tu. Questa è un po' la sintesi nella metafora, ovviamente, con tutti i limiti delle metafore, di quella che è stata l'esperienza della Lega, soffocata non da una incapacità, perché hanno fatto molti tentativi di spingere in una certa direzione, hanno dovuto ingoiare dei compromessi straordinari, anche lodevole per certe volte l'iniziativa. L'errore è stato nella strategia. Hanno chiesto, non si deve chiedere. L'indipendenza si deve realizzare, e per realizzarla la si fa qua, la si vince o la si perde qua. In tutti i casi di autodeterminazione è andata così. Poi se mi consente una nota politica, per rimanere alla Lega, ripeto che è giusto fare una disamina terza, serena, anche possibile. A mio parere è una convinzione profonda, una delle cose cui non bisogna mai dare sottostima è quella che l'indipendenza del Veneto, come di qualsiasi altra realtà, non si realizzerà mai se non c'è un rapporto con le realtà che contano all'esterno dell'Italia. Parlo di diplomazia, parlo di altre realtà economiche o statuali. Non si realizzerà mai. Ed è quello che noi stiamo facendo. Stiamo creando un tessuto di relazioni con difficoltà, ma sono già partite, a livello imprenditoriale, a livello diplomatico, a livello di contatti. Una delle prime esternazioni ce l'avremo il 14 giugno, quando faremo a Treviso un convegno di livello internazionale. Io la invito in quella circostanza a venire, troverà dei giuristi, degli economisti di vaglia internazionale che discuteranno sulla fattibilità del progetto. Bene, io ho provato con mano, e mi è anche dispiaciuto per certi versi, perché io sono stato in giro un po' in tutto il mondo a vedere esperienze di autodeterminazione, dal Quebec nel 95, il Sud Sudan nel 96, che è diventato indipendente 2 anni fa, alla Catalogna, che lo farà prossimamente, alla Scozia sono stato 3 mesi fa. Varie realtà, tutte diverse, ogni realtà ha la sua peculiarità. Però la cosa che mi ha colpito, quando sono andato, 2 cose mi hanno colpito. Quando sono andato a incontrare Alex Salmond, che è il primo ministro scozzese indipendentista, colui che mi ha procurato l'incontro e che mi ha accompagnato, allora mi ha detto, attenzione, dice, se ti domanda che rapporti hai con la Lega, digli che non ne hai nessuno. Un indipendentista, Alex Salmond, primo ministro della Scozia, che farà il suo referendum per l'indipendenza il 9 di settembre, il 18 settembre, sì, il 9 novembre là, il 18 settembre, che non vuole essere accomunato con la Lega. La cosa mi è anche dispiaciuta, quasi anche ma
indisposto. Però il fatto è che questo ha un'immagine negativa, perché purtroppo quel partito che ha rappresentato tutti noi, perché nel Veneto è la stragrande maggioranza, è al comando del numero più elevato di comuni, delle province e della regione stessa. Perché? Non perché ci fosse un pregiudizio ideologico, ma un pregiudizio sulle scelte politiche, su quella che è stata l'immagine travasata all'esterno della Lega. Se mi consente, Borghezio, difficile pensare che possa rappresentare gli interessi del Veneto adeguatamente, ma in genere è stata purtroppo gestita male questa relazione con l'esterno. L'altro esempio, anche questo purtroppo negativo, quando era novembre, mi pare, fine novembre, Artur Mas, che è il leader degli indipendentisti catalani, ebbe a dichiarare: noi, nonostante la Spagna, Madrid si opponga al referendum, lo faremo comunque il 18 di settembre. In Parlamento a Roma i deputati della Lega, a cominciare dal loro ex segretario federale, si indossarono la maglia catalana, una maglia della Catalogna. Sapete da chi c'è stata la risposta più negativa? Dai catalani. I catalani hanno detto: che cosa avete fatto? Lasciate perdere, non è roba vostra, è roba nostra, toglietevi quella maglia. Una cosa, anche quella, che ha un suo significato. Vuol dire che non si è costruita una immagine positiva all'esterno. Se tu non ancori un progetto come quello dell'indipendenza, o quello che era il progetto della Lega, all'esterno, se non hai credibilità all'esterno, vai da nessuna parte. Se poi all'interno vai a trattare dove sei la minoranza, sei quello che rema, e gli altri due prendono il sole, non vai da nessuna parte. Questi sono gli errori della strategia. Nel rispetto di quello che è stato fatto, Quanto alla seconda considerazione, il contraddittorio, noi lo cerchiamo sempre. Ieri sera avevamo 7 sindaci, uno solo aveva fatto votare in consiglio comunale l'ordine del giorno, gli altri sono convinti dopo. La stessa cosa dopo il dibattito, dopo l'illustrazione, la stessa cosa è accaduta a Pianiga, nella Riviera del Brenta, la stessa cosa è accaduta a Santa Maria di Sala, che avevamo 5 sindaci anche là, cioè è il confronto. Noi non temiamo il confronto con nessuno, magari, e lei ha ragione, di dolersi del fatto che non ci sia un contraddittorio, ma io l'ho offerto, come dicevo nella mia introduzione, anche a fior di costituzionalisti che scrivevano sui giornali contrarietà. Io avevo posto solo una condizione, la diretta televisiva, non registrata, non hanno accettato. Questa è l'unica cosa, quindi non abbiamo paura e timore. Io spero che lei abbia accolto comunque in modo critico, come è giusto, ma abbia accolto la parte positiva delle argomentazioni che abbiamo offerto. Siamo già sulla buona strada. Noi non vogliamo convincere. Io spero di avervi indotto dei dubbi. È la cosa più importante. Dovete voi vincere da soli quelle resistenze che ritenete vi siano ancora nel vostro pensiero. Io non sono venuto a convincere nessuno, sono venuto a spiegarvi. Io ho offerto degli argomenti. Li utilizzi quando va all'incontro con gli altri, per quello che può ricordare, per quanto io possa essere stato sufficientemente chiaro, me lo auguro. Io credo di aver offerto parecchi spunti di ragionamento e mi creda uno dei più avversi, le dico questo aneddoto qua, uno dei più avversi, indomiti, contraddittori dell'autodeterminazione, della fattibilità del referendum era il procuratore generale, il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia, Ennio Fortuna. Adesso è andato in pensione da un anno. L'estate scorsa, ha imperversato sul Gazzettino, che voi poi mi pare leggete poco perché c'è l'Arena, insomma altri giornali, ha imperversato sul Gazzettino contestando la legittimità, la fattibilità e quant'altro di questo referendum. Dopo che ha letto il libro, non ha più scritto una riga. Non ha più scritto una riga. Non perché il libro sia un'eccellenza, è che il libro fa ragionare, affronta la questione in modo a 360 gradi da ogni profilo, offre delle ragioni di ragionamento. Poi se uno arriva anche alle conclusioni, io sono felice, ma non è che mi interessa quello, mi interessa che la gente si apra al confronto. Non ha più scritto una riga e anzi mi ha fatto un commento che pubblicherò nella prossima edizione, l'ho già detto più volte, molto interessante, che ha riconosciuto il rigore logico del testo. Sa cosa vuol dire rigore logico del testo? Per un giurista è come dire
c'è la colonna vertebrale, sta in piedi, non è un invertebrato, no? Non è un ammasso informe di argomentazione, ha la colonna, il rigore logico, sta in piedi, è sostenuto. Magari io non lo condivido, questo è legittimo, ci mancherebbe, sacrosanto, io difendo il suo diritto di pensarla diversamente da me, ma qui c'era un problema di legittimazione. Mentre prima non mi riconosceva neanche come interlocutore sul tema, perché era una cosa da cestinare, dopo dice no, dico, caspita, è una teoria diversa dalla mia, una teoria diversa dalla mia, non una teoria infondata. E anche nella conclusione poi del giudizio che pubblicherò nella prossima edizione ha scritto, dice, io sono un giuspositivista, cioè uno che ritiene che la norma viene prima di ogni altra cosa, teoria che è quella che giustifica i codici attuali. E dice Morosini invece è un giusnaturalista, se vuole i sistemi di common law tipo quelli inglesi sono più vicini al diritto naturale, il precedente, non la norma codificata. Infatti l'esperienza ultramillenaria dell'ordinamento Repubblica Serenissima era un'esperienza di common law, cioè di precedente storico, che è connotato, se poi ci pensa, a quelli che sono i nostri valori. Una pacca sulla mano ed era fatto da fare. Invece il sistema codicistico napoleonico è quello del contratto, che era una pagina, poi due, poi tre, adesso diventa bisogna fare un contratto per comprare un appartamento o un elettrodomestico, sono 5 fogli se è un elettrodomestico, un appartamento 30 fogli. Una volta battevano sulla mano. Il saggezza dicendo sarà la storia a dire quali delle due teorie nel tempo dovrà prevalere. A me passa un giudizio di straordinaria saggezza, anche se siamo rimasti su posizioni diverse. Questo deve essere il confronto. Quindi io non ho nessun timore di confrontarmi, anzi sono felice. Quante volte l'ho cercato? L'ho cercato. Pensa che l'abbiamo lanciato televisivamente 1000 volte, uno solo aveva risposto che aveva detto che voleva registrato, altri sono stati zitti, perché hanno paura. Hanno paura non tanto della mia scienza, che è molto modesta, hanno paura di entrare su una questione delicata, indubbiamente, su una questione nella quale possono giocarsi quella che è la loro immagine accademica. Io non ho nulla da perdere, se non la mia dignità personale, che è la cosa più importante. Qualcuno invece ha da perdere probabilmente interessi propri. Questa è la differenza. Quindi con serenità, non è che siamo qui né a esprimere una verità assoluta, l'ho anche postato su Twitter l'altro giorno un ragionamento proprio sulla verità. Non esistono dogmi e verità assolute in questa materia, esistono opinioni che hanno fondamento e argomentazioni e opinioni che hanno fondamento e argomentazioni diverse, e questo è già sufficiente. Il diritto è questo il fondo, no? E le tesi contrapposte. Quindi noi, se lei trova un interlocutore, mi organizza una serata, si sceglie chi vuole, veniamo qui, non so lei dove abita, qui a San Benedetto, benissimo, ce lo organizza, magari ci prendiamo tempo, un mese o due per farlo, io sono ben lieto di venire in questa sala e ci confrontiamo. È questo che io adoro, questo che trovo più interessante di tutto. Se non vuole che sia io, le posso trovare 1, 2, 3, 4 giuristi, il professor Francesco come si chiama? Favero, il professor Lottieri, se vuole, docente a Favaro, insegna a Venezia, al Marciano. Carlo Lottieri insegna a Siena e a Lugano. Se vuole il professor Marco Luigi Bassani, che viene domenica alla festa a Padova, professore di dottrina dello Stato, che viene domenica alla fiera, alla festa della Primavera Veneta a Padova a parlare, a fare un saluto. Se vuole il professor Alessandro Vitali, se vuole il professor Pascal Salin, che insegna economia a Parigi, se vuole la professoressa, che mi sfugge il nome, la catalana, che è docente di diritto costituzionale e giudice, ne troviamo una valanga, e lei può opporre chi vuole. Io faccio la diretta. Com'è? Io faccio la diretta. Bravissimo, ecco, ma è bellissimo. Grazie, ok, buona serata. Bene, allora signori, vi ringraziamo naturalmente i relatori che vengono sempre da lontano. Inoltre io chiedo sempre se c'è qualcuno che ci vuole dare una mano, perché dobbiamo informare altre persone, perché la prima cosa che ti dicono
qualsiasi posto vado, dalla piazza a fare volantinaggio e tutto il resto, indipendenza non te le lascia fare. Dopo spieghiamo il percorso, allora già cambiano idea. Soprattutto, il primo punto, non si passa da Roma, come abbiamo già detto, passiamo dalle Nazioni Unite, dal diritto internazionale. Perciò se ci aiutate, o iscrivendovi al movimento, o dandoci una mano a dare la disponibilità per fare altri incontri, ci date una mano. Soprattutto anche mi piacerebbe che prossimamente al posto mio ci fosse qualcuno di voi che organizza naturalmente una serata, inizia un percorso piano piano e poi va a fare il relatore, va a fare quello che può diventare. Il libro di Alessio Morosin è in vendita a 10 euro, si parla di autodeterminazione, è molto semplice, parla di diritto internazionale, parla di storia, da dove ci arriva il diritto di autodeterminazione. Ci sono gli inviti, i volantini per la giornata di domenica a Padova, e c'è anche la petizione da firmare, da consegnare ai consiglieri regionali. Dopo tutto questo vi auguro buona serata e buona meditazione.